Come uccidere un politico addosso. Qui tutto dipende dal fattore tempo. Io come ministro garantisco ai lavoratori che hanno paura di perdere il posto di lavoro e se ci sarà bisogno di più tempo io interesse che questo stabilimento resti aperto, che le persone possano continuare a lavorare. Non si può dividere il marchio Pernigotti dai lavoratori che ne hanno fatto la storia, costruendolo nel tempo con la fatica e grazie a questa comunità, la comunità di oggi abbiamo di fronte degli obiettivi importanti, trovare degli interessati sul mercato. Ci sono voci per ora, ma col tavolo al Ministero della settimana prossima verificheremo anche questo. Ma voglio dire anche che se queste persone hanno un po' di respiro nonostante la volontà per le volte di voler chiudere questo stabilimento, perché abbiamo ricostituito la cassa integrazione del CSS, che dovrà essere una cassa integrazione per reindustrializzare. Significa che per noi come governo siamo disponibili a dare tutti gli strumenti di ammortizzatore sociale alle famiglie, ai lavoratori, ma ci deve essere la garanzia da parte della proprietà che si faccia sul serio su lasciare aperto questo stabilimento, far lavorare le persone e garantire anche la vocazione di questo stabilimento, che è legato a delle eccellenze del nostro comparto agroalimentare. Quindi la Pernigotti non solo deve continuare ad esistere come marchio, ma deve continuare ad esistere con i suoi lavoratori. Sono qui in fabbrica dei lavoratori che ormai da settimane sono qui preoccupati per il loro futuro, a dire che la battaglia continua e avranno al loro fianco il governo, il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, perché facciamo sul serio. Questo è un marchio italiano che fa più grande l'Italia nel mondo e questo marchio deve essere garantito sia per quanto riguarda la vendita dei prodotti, ma soprattutto l'ha creato questo marchio, i suoi lavoratori. Ci siamo quasi su quella per il Made in Italy, perché se ci sono dei marchi storici italiani ci devono essere leggi in questo paese che prima di tutto ne tutelano l'esistenza sul territorio italiano, quindi se un marchio italiano deve produrre sul territorio italiano, e due, che non possano essere oggetto di spezzativi, cioè che si prende il marchio e si lasciano i lavoratori a casa. Questo è un impegno che ho preso, che ovviamente purtroppo non può valere per la Pernigotti perché le leggi si applicano dal giorno dopo che sono state approvate, ma a maggior ragione per questo siamo qui per tutelare questa comunità che, devo dire, sta portando avanti una battaglia importantissima. Io l'unica cosa che posso fare è quella di portare avanti la loro battaglia anche nelle istituzioni. Il Presidente del Consiglio abbiamo incontrato un mese fa la proprietà, gli abbiamo chiesto più tempo e loro hanno dato. Qui c'è un advisor che sta cercando i dati per poter dare a questo stabilimento. Noi lavoreremo per agevolare al massimo il lavoro dell'advisor e allo stesso tempo per tutelare il reddito e il lavoro di centinaia di persone. L'Unione Europea la diffonde la testa del Consiglio, Malta. Allora, rispetto
vedendo questo disimpegno privato, noi diciamo come Italia siamo disponibili a prendere le donne e i bambini, le 10 persone, perché nessun bambino può essere lasciato con 14 giorni in mezzo al mare perché l'Unione Europea o Malta non fanno il loro. È chiaro anche che se una ONG mi dice che non è disponibile a far scendere le donne e bambini, io dico che le ONG non discutono della vita delle persone, anzi chiederemo attraverso il ministro Toninelli accertamenti per sapere dove queste ONG abbiano prelevato queste persone, se gliele ha portati qualche statista oppure hanno fatto un vero salvataggio. Su questo noi non arretriamo come governo. La politica migratoria che abbiamo applicato in questi mesi ha ridotto gli sbagli in Italia in maniera considerevole e non vogliamo tornare indietro. Ma quando si parla di donne e bambini, l'Italia deve dare una lezione di umanità a tutta l'Europa. Ed è per questo che ieri ho detto chiaramente che siamo disponibili a prendere una parte, 10 persone di quelle circa 50 che sono su due noi daremo il massimo supporto alla Regione Lazio e alla città di Roma. È chiaro che con l'incendio di uno degli impianti fondamentali si è messa la città in ginocchio, però so che Regione, Comune e Ministero dell'Ambiente stanno collaborando per trovare una soluzione temporanea purtroppo all'incendio di un impianto che non ha messo fuori combattimento. Stiamo facendo dirigenti utilizzando devono considerare. Io dico, per sentirmi ricordatevi che dovevate tutelare i diritti sociali degli italiani e invece vi siete schierati col partito delle banche, delle lobby e dei petrolieri in questi anni, mandando i lavoratori in mezzo a una strada, facendo il Jobs Act. Queste persone stanno utilizzando strumentalmente il decreto sicurezza, che è un decreto che cerca solo di fare un po' di ordine in una materia che era stata non solo creata in maniera costituzionale, ma applicata anche peggio. Che aspettava la conferma di Loro vedono solo il Devi fare 180 decalage vuol dire però bisogna levare si la sarà più tanto. Però stanno supportando non preso mai tutte le Basta, giornalisti dietro! No, guarda. Ragazzi! Ragazzi, indietro! Che cosa? Indietro! Basta! Oh!
Ah, grazie. Ministro, su per favore! Meno male che gliene hanno pericoloso, via di qua. Meno male che gliene hanno detto. Vabbè ragazzi, Ok, bravo. Una zona più sicura. Grande Luigi! Grande Luigi! Passate sti cazzo di telefonini. Abbassi quel telefonino. Detto ai lavoratori che noi saremo al loro fianco, che la Pernigotti resti su questo territorio a produrre con questi lavoratori. E vi ringrazio perché grazie alla battaglia sulla Pernigotti nascerà una legge che si chiama legge Pernigotti che nel futuro obbligherà i marchi italiani a produrre sul territorio italiano. Perché se un marchio italiano ha centinaia di anni, questo marchio deve restare sul territorio con i lavoratori che l'hanno fatto prima. Si chiamerà legge Pernigotti, ma adesso iniziamo prima di tutto a risolvere la questione Pernigotti e io credo che nei prossimi giorni poi ci saranno tavoli, in cui ci saranno i tavoli del Ministero dello Sviluppo Economico, affronteremo ancora una volta la questione con la proprietà e gli diremo che per affrontare la vertenza Pernigotti non si possono osservare solo le regole di mercato, si devono osservare le regole della riconoscenza. La riconoscenza verso una comunità come quella di Forlì che ha fatto grande il marchio di che oggi invece può pensare ai marchi. Tieni il marchio e mandi a casa i lavoratori e magari fai produrre i cioccolatini in un altro stabilimento non può funzionare così. Ministro, ma è possibile che a Novi arrivi un terzista che produca per Pernigotti e per altri? È compatibile? Non siamo a questo livello di approfondimento in questo momento. Posso dire soltanto che c'è molto interesse per questa azienda, per la Pernigotti, e se servirà il Presidente del Consiglio convocherà di nuovo la proprietà, perché vogliamo andare fino in fondo e non vogliamo dividere il marchio dai suoi lavoratori. È finita l'epoca in cui i governi avallavano delle operazioni di speculazione finanziaria sul Made in Italy, adesso il governo è dalla parte di chi produce e di chi lavora, ma soprattutto di un territorio che è grande come questo e che ha fatto grande un marchio che abbiamo tutti a casa e che abbiamo avuto in questi giorni sulle nostre tavole nel periodo natalizio. Grazie. Luigi! Quindi non lo porto via. Loro dicono che tu lavori. Hanno bloccato Luigi. Sei forte Luigi.
No. Solo io. Indietro, indietro.